Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. I bronzi di Riace sono siciliani, la conferma arriva anche dalla scienza e le statue, almeno 3, sarebbero state ripescate originariamente nei fondali della baia di Brucoli, una scoperta straordinaria che rivoluzionerebbe anni di storia. Riaperte le indagini sulla misteriosa morte della hostess palermitana Aurora Maniscalco che viveva a Vienna insieme al suo fidanzato. Il caso era stato archiviato come suicidio. Violenza sulle donne nel Nisseno. A Riesi è arrestato un uomo che ha stuprato la propria ex e ha filmato gli abusi. A Gela, braccialetto elettronico per un 56enne che ha distrutto la casa della ex compagna. La commissione regionale antimafia torna allo zen. Questa non può essere una zona franca, ribadiscono politica, istituzioni e associazioni del quartiere di Palermo. A Enna si è aperto il processo per falsa testimonianza contro il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Entrambi sono accusati di aver mentito nel procedimento sull'ex sacerdote Rugolo, condannato per abusi su minore. Da domenica sarà riaperta la linea ferroviaria diretta tra Palermo e Catania, attivo un nuovo percorso Bicocca-Catena Nuova, primo passo per il collegamento veloce in treno tra Palermo, Catania e Messina. Calcio Serie C, dopo le vittorie contro Salernitana e Benevento, il Catania cerca conferme sul campo della Casertana. La partita di venerdì sarà trasmessa in chiaro su Telecolor a partire dalle 19:30. Ancora buonasera, apriamo con una notizia che ha dello straordinario. I bronzi di Riace, più comunemente conosciuti come di Riace, sarebbero siciliani. Dopo vari testimoni che parlano di un recupero in Sicilia, la conferma arriva anche dalla scienza con lo studio di un team di ricercatori di 6 università. Il servizio di Lorena Dolci. I bronzi erano stati pestati a Brucoli. Quante statue ha visto lei? Allora, fino a 3 le ho contate. Adesso la conferma dell'origine siciliana dei bronzi di Riace arriva anche dalla scienza. Un team di 15 ricercatori di 6 università, tra cui Catania e Ferrara, ha pubblicato in questi giorni i risultati di un anno di lavoro. A oltre 50 anni dal ritrovamento in Calabria si comincia a delineare uno scenario molto diverso da quello ufficiale, che porta direttamente in Sicilia, nella baia di Brucoli. Una delle prove è in questo campione di argilla prelevato ai Pantanelli, alla foce dei fiumi Ciane e Anapo. Uno in particolare, che è questo che abbiamo qui davanti, mostra una somiglianza geochimica veramente sorprendente con il campione US 2227, che è il campione utilizzato per assemblare il braccio del bronzo A e al resto del corpo. Quindi questo significa che i bronzi sono stati installati a Siracusa. Da questo dato, su input del dottor Anselmo Madeddu, autore di un libro Verità sui bronzi, vengono avviate tutta una serie di indagini multidisciplinari. E tutti hanno confermato la stessa cosa. Questi bronzi provengono da profondità elevate, quindi non 7-8 metri, da zone in cui mancava completamente l'ossigeno, quindi di elevata profondità. Le concrezioni sono compatibili con elevata profondità. L'assemblaggio, come ho già detto prima, è stato prodotto a Siracusa. E infine questi bronzi non possono essere rimasti a una profondità così bassa per 2000 anni, perché il moto ondoso a questa profondità è così intenso che avrebbe interamente distrutto questi bronzi. Fondamentale lo studio dello stato di conservazione delle 2 statue. Queste incrostazioni sono formate da invertebrati marini, le cui specie sono compatibili con profondità elevate, non così superficiali come quelle dei fondali di Riace. Ma che abbia maneggiato, trafficato e forse rivenduto capolavori di rara bellezza, questo la scienza non lo può spiegare. E adesso apriamo la pagina della cronaca. È stato riaperto il caso di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo appartamento di Vienna in Austria. Per le autorità austriache è stato un suicidio, ma gli avvocati della famiglia della vittima sostengono che sono troppi i lati oscuri delle testimonianze raccolte. Il servizio di Simona Mazzone.
Sono state riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni precipitata nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi dal terzo piano dell'appartamento di Vienna che condivideva col fidanzato Elio Bargione. Il legale della sua famiglia, Alberto Raffadale, insieme al collega Andrea Longo del Foro di Vienna, ha presentato istanza perché, ha spiegato al nostro TG raggiunto telefonicamente, ci sono ancora troppi lati oscuri in questa vicenda. A partire dalle testimonianze rese da due donne agli stessi avvocati che non coincidono con quanto riferito dalla polizia austriaca. Secondo le autorità del luogo, le due testimoni avrebbero visto la ragazza volare dall'appartamento, mentre ai legali entrambe hanno confermato per iscritto versioni diverse. Una soltanto ha detto di avere visto una donna cadere giù e non dalla parte della testa. Secondo l'avvocato Raffadale, la cosa importante è dimostrare la dinamica della caduta che ha provocato la morte della ragazza, viste anche le incongruenze fornite da Bargione, oltre a quelle delle testimoni. La madre della ragazza continua a ripetere di avere cercato in ogni modo di dirle che Elio era una persona pericolosa, che non mi convinceva, sono le sue parole. Lei però si arrabbiava e non voleva ascoltarmi, mi diceva che non era un violento, lei non lo capiva, un giorno ho visto un livido su un suo braccio, poi un morso sulla gamba, spiega ancora. Intanto sulla strada dove si trova l'appartamento a Vienna campeggia la scritta Stop Femminicidio. Adesso parliamo di due storie di stalking e violenza sulle donne che arrivano dalla provincia di Caltanissetta. A Riesi un uomo ha violentato la propria ex e ha filmato gli abusi, e Gela un 56enne ha distrutto la casa della ex compagna. Ci racconta tutto Rita Cinardi. Non si rassegnava alla fine della storia con la sua ex e così, dopo aver assillato la donna chiedendole continuamente di vedersi per un incontro chiarificatore, alla fine ha anche abusato di lei. L'uomo, un 36enne di Riesi, ha raggiunto la vittima nella sua abitazione e dopo averla aggredita l'ha costretta a subire atti sessuali che avrebbe anche ripreso con il proprio cellulare. Il GIP, sulla base dei racconti e delle denunce della donna, vittima ormai da tempo di una vera e propria persecuzione spesso sfociata in violenza, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L'uomo, arrestato dai carabinieri, è stato condotto in carcere. E sempre in tema di stalking e maltrattamenti, a Gela la polizia ha disposto il braccialetto elettronico per un 56enne che ha continuato a perseguitare l'ex fino a devastarle casa. L'uomo qualche tempo fa si era presentato nell'abitazione della donna e dopo averla spinta si era introdotto all'interno distruggendo mobili e suppellettili. La vittima, picchiata a sua volta, era stata condotta in pronto soccorso. In un'occasione la donna aveva denunciato di aver trovato il cognome dell'uomo affisso nella cassetta della posta al posto del suo. Domenica scorsa la vittima ha chiamato il 112 segnalando l'ennesimo tentativo di avvicinamento da parte dell'ex. I poliziotti hanno fermato l'uomo a bordo della propria auto dove teneva nascosti una mazza da baseball, un bastone e un coltello a serramanico. A Palermo, mafia, droga e scommesse, ci sono 5 nuovi arresti nel blitz grande inverno che lo scorso febbraio aveva portato in carcere 181 affiliati ai mandamenti di Portanuova e Bagheria, il servizio di Giusy Lazzara. Estorsione aggravata, traffico illecito di sostanze, stupefacenti e gioco d'azzardo. C'è tutto questo nel blitz antimafia di Palermo Grande Inverno che allunga la lista degli arrestati. 5 i nuovi fermati affiliati al mandamento di Portanuova. La Procura della Repubblica voleva arrestarli a febbraio quando è scattato il blitz, ma il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta. Da qui il ricorso della Procura accolto dal Tribunale del Riesame con i nuovi provvedimenti cautelari che riguardano il filone investigativo di Portanuova. Nella maxi operazione dei carabinieri erano finite in carcere 181 persone dei mandamenti di San Lorenzo, Bagheria, Pagliarelli e Tommaso Natale. I clan tenevano sotto scacco i quartieri imponendo il pizzo e gestendo le piazze di spaccio. Gli investigatori parlano di modalità mafiose nell'imporre il potere anche nella raccolta illecita di scommesse clandestine. Una rete nera che soffocava l'economia legale, facendo prosperare invece le casse dei mandamenti mafiosi. E sempre a Palermo la commissione regionale antimafia ha fatto tappa allo Zen. Il presidente Cracolici ha ribadito che il quartiere non deve avere paura, ma si deve far capire che lo Zen appunto non è una zona franca. Il servizio.
Lo Zen non può essere una zona franca in cui tutto è consentito. A parlare Antonello Cracolisci, presidente dell'antimafia regionale, che ha convocato oggi pomeriggio la seduta nel quartiere palermitano dopo l'omicidio di Paolo Taormina. La riunione è stata ospitata nel teatro della parrocchia di San Filippo Neri ed era aperta a istituzioni e associazioni che operano nel territorio. In platea i rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine, oltre che scuole, volontari, assistenti sociali e associazioni impegnate nel quartiere. Cittadini che sempre più pensano che questo quartiere sta diventando un luogo irrecuperabile e quando prevale questo sentimento anche l'impegno individuale a fare le cose normali viene meno e se la paura prevale siamo rovinati. Ecco perché bisogna scuotere, e parlo di una scintilla che è quella con cui speriamo che questa iniziativa possa contribuire, anche se, dico subito, la nostra non è un'iniziativa episodica. Il cambiamento passa anche da incontri come quello di oggi. Cracolisci però denuncia un altro disservizio per lo Zen. Ci sono migliaia di cittadini che, essendo occupanti abusivi, non risultano nell'anagrafe sanitaria, per cui persino fare al CUP una prenotazione per una radiografia a un cittadino dello Zen viene precluso. Questo è insostenibile, insopportabile. Oggi questo quartiere ha paura, ha aggiunto Cracolisci. Bisogna combattere in tutti i modi l'illegalità. Adesso andiamo ad Enna, dove si è aperto il processo per falsa testimonianza contro il vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, e il suo vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Entrambi sono accusati di aver mentito nel procedimento sull'ex sacerdote Rugolo, condannato per abusi su minori. Oggi in aula c'è stata la richiesta di rito abbreviato e le prime schermaglie tra le parti civili. Il servizio di Gerry Italia. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine questa mattina davanti al Tribunale di Enna, dove si è aperto il processo che vede imputati il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano, parroco della Chiesa Madre di Enna. I due sono accusati di falsa testimonianza nel processo all'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, oggi ridotto allo stato laicale e condannato per violenza sessuale su minori, 4 anni e mezzo in primo grado, 3 ridotti in appello. In aula il nuovo legale del vescovo, l'avvocato Pier Francesco Bruno del Foro di Roma, ha presentato istanza per il rito abbreviato, mentre la difesa di Murgano ha annunciato che farà la stessa richiesta nella prossima udienza. Gli avvocati degli imputati hanno inoltre chiesto di inserire il Ministero della Giustizia tra le parti offese. Oggi infatti si è trattato di un'udienza predibattimentale incentrata proprio sulle costituzioni di parte civile, tra cui quella di Antonio Messina, l'archeologo ennese la cui denuncia ha dato origine all'inchiesta. Questo risponde all'esigenza di giustizia, alla ricerca della verità e della giustizia, affinché anche il vescovo Rosario Gisana e Monsignor Vincenzo Murgano rispondano delle loro responsabilità, delle coperture dei reati e degli abusi di Giuseppe Rugolo, che hanno anche tentato di coprirlo in aula con le loro false dichiarazioni. Secondo la procura di Enna, il vescovo Gisana avrebbe mentito su incontri e presunte offerte di denaro alla famiglia Messina per mettere a tacere la vicenda e avrebbe persino consegnato a Rugolo una copia della denuncia ecclesiastica presentata dai genitori del giovane, poi ritrovata nel computer del sacerdote. Il vicario Murgano invece avrebbe negato di aver dato assistenza legale a Rugolo, ma una registrazione acquisita agli atti lo smentirebbe. La prossima udienza è fissata per il 19 novembre, quando il giudice Marco Strano dovrà decidere sull'ammissibilità delle parti civili e sulle richieste delle difese. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto di Messina. Oggi question time alla Camera con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha evidenziato come la Corte dei Conti non abbia modificato il termine della registrazione. Il servizio di Francesco Triolo. La Corte dei Conti ha deciso di sottoporre la valutazione alla sezione centrale di controllo. L'udienza si è svolta proprio questa mattina, ero con i miei tecnici che sono intervenuti pochi minuti fa. Si tratta di una scelta che non modifica il termine previsto per la determinazione sulla registrazione fissato al 7 novembre. La conferma sulla data prevista dalla Corte dei Conti arriva dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al question time della Camera, rispondendo ad una domanda sul ponte sullo Stretto del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, senza evitare anche una frecciatina. Se avessimo adottato le sue politiche del no, non avremmo l'autostrada del sole e l'alta velocità e andremmo in giro a cavallo nel nostro paese. Fortunatamente i nostri genitori hanno avuto un altro approccio. Salvini poi ha sottolineato come il lavoro sul progetto è stato serio, articolato e trasparente nel rispetto delle norme italiane ed europee ed è stata rispettata la normativa ambientale.
Il ponte è uno spreco? No, assolutamente. A proposito di lavoro, nelle prime 72 ore sono arrivati più di 8.000 curriculum e richiesti di lavoro da parte di ingegneri, tecnici, geometri, architetti, e pensate a quanti ragazzi del Sud che oggi si diplomano e laureano e devono andare all'estero per lavorare potranno tornare in Italia finalmente a lavorare. Questo è il primo grande risultato. Secondo, se si fa il ponte non si fanno tutte le altre opere in Calabria e Sicilia. È vero l'esatto contrario, falso. Noi stiamo restituendo a 7 milioni di italiani il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale. Ma Bonelli ha evidenziato come nella delibera CIPES ci siano gravi profili di illegittimità che sono stati evidenziati alla Corte dei Conti. In un paese normale, un governo che rispetta la legge e le istituzioni avrebbe ritirato il progetto sul ponte. E proprio ad aggiornamento di questa notizia, la sezione centrale di controllo della legittimità sugli atti del governo, delle amministrazioni dello Stato, della Corte dei Conti, all'esito della Camera di Consiglio seguita all'adunanza del 29 ottobre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione della delibera CIPES numero 41/2025 del ponte sullo Stretto. Le motivazioni in corso di stesura saranno rese note tra 30 giorni, immediata la reazione appunto del ministro Salvini che parla di una scelta politica. E restiamo sempre in tema di infrastrutture perché parliamo di ferrovie in Sicilia. Dal 2 novembre Catania e Palermo di nuovo collegate con il treno, oggi attivato il doppio binario sulla tratta Bicocca-Catena Nuova. Il servizio. Torna il treno tra Catania e Palermo. A partire dal prossimo 2 novembre, in 2 ore e 57 minuti, si potranno raggiungere le due città, confermata anche all'aeroporto Fontanarossa. Il progetto della nuova linea Palermo-Catania, per un totale di 179 km, di cui 128 in galleria, prevede il doppio binario fra Bicocca e Catena Nuova, già realizzato. Oggi il viaggio inaugurale di questa tratta. Il treno partito dalla stazione di Catania Fontanarossa con i vertici di Ferrovie e Autorità. Una giornata importantissima, fa parte di quel piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture, è una tappa che segna un punto concreto della alta media velocità sulle linee ferroviarie della nostra regione. Il nuovo itinerario rientra in uno dei 10 progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana. Una nuova linea a doppio binario di 38 km e un investimento complessivo di oltre 600 milioni di euro, più di 500 le ditte appaltatrici coinvolte. La nuova linea comprende tra l'altro la realizzazione di 17 viadotti ferroviari che hanno permesso l'eliminazione dei 14 passaggi a livello esistenti. Adeguate anche le stazioni di Catania Bicocca, Motta Sant'Anastasia, Sferro e Catena Nuova e installate tutte le più recenti tecnologie legate alla gestione del traffico ferroviario. Sulla Catania Messina invece sono in corso i lavori di doppio binario fra Giampilieri e Fiumefreddo per una lunghezza complessiva di circa 42 chilometri. Adesso parliamo di case fantasma, sono centinaia gli immobili a rischio crollo nel centro storico di Catania. La questione affrontata al primo municipio servirebbe un censimento urgente e un piano condiviso. Il servizio di Tonino De Mano. Fatiscenti abbandonati, pericolanti, a volte seria minaccia, persino per i passanti. Sono gli immobili del centro storico di Catania, una crescente emergenza figlia del tempo e non solo. Case diroccate quasi fantasma ai più e messe in sicurezza, si fa per dire, con transenne e pannelli quasi beffardi. Uno di questi recita testualmente Catania è vita. Siamo in via Plebiscito 700 dove il marciapiede è off limits da diverso tempo. Certo, già è paura che non si può passare più, io abito qua. Ma qua è una chimera, mia moglie quando passa si spaventa. Da via Plebiscito a Santa Maria delle Salette, la casa che vedete ha già subito un crollo e dopo un approssimativo intervento le macerie sono state accatastate nel pericolante balcone, attende che qualcuno si attivi per la messa in sicurezza. Nessuno è intervenuto, le istituzioni sono state interpellate ma ancora non è successo niente. L'unico intervento fatto è aver transennato il marciapiede, ma a cosa serve? Non serve a niente perché le transenne sono state tolte, perché qua c'era soltanto il passaggio pedonale. Ad alzare il velo sulla questione è il consigliere del primo municipio, Giuseppe Buglio. C'è un problema di incolumità pubblica, bisogna risalire ai proprietari e diffidarli, perché questi immobili cadono a pezzi.
Poco prima di mezzogiorno la mozione è stata portata e discussa in aula, dove è emersa tutta la sua gravità. È un problema che persiste da tempo e tanti sono gli edifici presenti con questa problematica. Da qui l'urgenza di un censimento aggiornato ed un piano condiviso tra Comune e Protezione Civile. Adesso cambiamo decisamente argomento perché si avvicina Halloween e allora cominciano i preparativi per i travestimenti con maschere che diventano virali, make-up da brivido, insomma tutto quello che fa Halloween, che è stata una festa americana appunto importata in Italia. Il servizio di Eva Spampinato. Travestimenti ironici, video virali e make-up spettacolari. Anche quest'anno Halloween invade i social e le piazze italiane. Dolcetto scherzetto. Su Instagram spopolano i video comici come quelli di Alessio Rubino, creator palermitano che diverte il suo pubblico, oltre 1 milione di follower su Instagram, con il confronto ironico tra Dio e Lucifero. Io in realtà avevo fatto la festa dei morti, mi spieghi che cos'è sta novità? Dalle critiche iniziali riguardo ad una festa pagana che va contro lo spirito della nostra festa dei morti, all'integrazione con la nostra cultura pop. Le forze oscure camminano per il mondo seminando caos e disperazione. E chiedono caramelle. Dolcetto scherzetto piace a grandi e piccoli e i giovani aspettano la notte del 31 ottobre per trascorrerla fuori dalle righe. Dai sfogo alla creatività creando costumi elaborati e scenici. Lucifero, la verità. Le ragazze usano la scusa di Halloween per vestirsi da zoccole senza sentirsi giudicate. Ma non tutti la considerano una celebrazione innocente. L'Associazione Internazionale Esorcisti lancia un duro avvertimento. Volete che i vostri figli abbiano incubi o siano esposti alla stregoneria? Ma io non credo che sia questo, credo che sia l'educazione che ricevono tutti i giorni a formare i figli. Poi se vogliono festeggiare una festa, vogliono fare una festa divertente, non c'è nulla di male, ecco. Halloween dunque continua a dividere tra chi la vive come un gioco e chi invece ci vede qualcosa di molto più oscuro. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, rientreremo subito dopo con lo sport, con il calcio. Rientriamo in diretta con il nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, cominciamo dalla Serie B. Ieri ha giocato il Palermo, pesantissima batosta alla Barbera contro il Monza che batte il rosanero per 3-0 e li manda in crisi. Il servizio di Marco Gullà. Sconfitto, dominato e adesso anche in piena crisi. Al Barbera il Monza passeggia 3-0 al Palermo e prestazione imbarazzante dei rosanero alla seconda sconfitta consecutiva, un solo punto in 3 partite. Una partita che il Monza ha vinto giocando con praticità e sfruttando le lacune difensive dei siciliani. Si sente come l'assenza di un giocatore come Bani. Il Palermo infatti presta il fianco agli avversari che oltre ad avere giocato meglio hanno segnato sempre nei momenti topici della gara. Inzaghi cambia assetto tattico 3-5-2, ma la sostanza non cambia. Il Palermo ha poco gioco e non riesce quasi mai a creare nitide occasioni da gol. E dire che sono proprio i rosanero a sfiorare il gol con Poyampalo, cross deviato e palla che per poco non beffa il portiere del Monza. Solo un'illusione. La squadra di bianco inizia a giocare a calcio e nelle ripartenze, soprattutto Corazzi, diventa devastante. Leduaron e Poyampalo non dialogano. A centrocampo manca il fosforo. 35esimo, grandissima parata di Joronen su Obiang e il trailer al gol che arriva 4 minuti dopo. Dani Mota scappa via e trafigge Joronen che non esce. 0-1. Ripresa, lo spartito è sempre lo stesso. Il Palermo fatica tantissimo a creare gioco e allora al 50esimo Izzo sovrasta tutti e mette all'angolino la palla del 2-0. Scricchiola il Palermo, la manovra è frizzata, i cambi non danno l'esito sperato. Il Monza in contropiede sfiora il gol, Brunori sbaglia la rete della speranza e allora all'ultimo minuto arriva anche il terzo gol con Azzi. Palermo stordito, sconfitta che fa male, rosanero che scivolano al quinto posto in classifica. Adesso parliamo del Catania che vive tutt'altra atmosfera, tutt'altro entusiasmo. Dopo le vittorie contro la Salernitana e il Benevento, i rossazzurri cercano conferme sul campo della Salernitana. I numeri certificano la crescita della squadra di Toscano che può vantare la migliore difesa del campionato. Tonino De Mano.
2-0 alla Salernitana, 1-0 al Benevento. Vittorie importanti per la classifica, per il morale e soprattutto per l'autostima, con il Catania che adesso può pensare in grande, avendo messo sotto nel gioco e nel risultato due autorevoli concorrenti per la promozione in Serie B. Rossazzurri a -1 dalla vetta, assaporata per poche ore prima che la Salernitana non battesse di misura la Casertana nel posticipo domenicale, riprendendosi lo scettro del campionato. Ed è proprio la Casertana la prossima avversaria ed un Catania che cerca conferme ed altri punti per stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica. Negli 11, nei 13 è una squadra di livello, lo sta dimostrando la classifica che occupa, quindi noi dobbiamo arrivarci pronti. Si gioca di venerdì, quindi ha avuto i giusti giorni per prepararla. Abbiamo ancora domani e anche la giornata di venerdì per poter finire di preparare al meglio la partita, perché è una partita di consolidamento. Si riparte da una certezza, dalla difesa, la migliore del girone C di Serie C con 5 gol al passivo su 11 incontri, nono clean sheet stagionale e reti ancora inviolate al Massimino che a sua volta fa registrare numeri da Serie A. È un Catania insomma che passo dopo passo sta costruendo qualcosa di importante, ma l'appetito viene mangiando e al Pinto di Caserta nell'anticipo di venerdì va in scena il big match della giornata che Telecolor trasmetterà in chiaro ed in esclusiva per un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di Fede Rossazzurra. Ci fermiamo ancora per un'altra piccolissima pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.